La crisi dell'artigianato cala ma spaventa ancora. Solo a febbraio quasi 1000 imprese hanno chiesto aiuto per la cassa integrazione al Fondo per gli artigiani gestito dall'ente bilaterale Ligure. In tutto 3497 dipendenti. Nel Tigullio 150 imprese per un totale di circa 600 lavoratori. Naturalmente il colore arancione pone alcune aziende chiuse o solamente con consegna a domicilio o a sporto, e quindi c'è una necessità di avere ancora oggi la cassa integrazione, purtroppo. L'anno scorso il Fondo per gli artigiani ha erogato 50 milioni di euro a sostegno di 5.368 imprese liguri, ossia 17.000 dipendenti, quasi 5 milioni al mese, numeri record. Il decreto sostegni prevede già 1.100 milioni di euro per i fondi di solidarietà, tra cui il fondo FSBA, il nostro fondo nazionale che copre le imprese artigiane. Quindi è possibile anche per il 2021, tra il 1 aprile e il 31 dicembre, fare ulteriori 28 settimane di cassa integrazione. Invitiamo le imprese, sperando che non ce ne siano bisogno, però in caso di necessità a rivolgersi e presentare la domanda. Il settore soffre le fasce di colore, il calo dei consumi, lo smart working, ma spera di resistere e continuare, anche se in molti casi si è dato fondo al patrimonio personale. Piccole imprese portate non a licenziare, ma a conservare il proprio patrimonio di valori e dunque da sostenere. Soltanto così, con una serie di aiuti all'accesso al credito, a quello che riguarda anche le riforme, si parla di riforma fiscale, ma non meno importanti possono essere le riforme infrastrutturali, materiali immateriali, la riforma della giustizia, della pubblica amministrazione. Ecco, dobbiamo cercare di programmare oggi per avere un tessuto imprenditoriale che possa ripartire al termine o comunque nella fase di coda della pandemia.